siamo sempre naturalmente nella rubrica dei cuori solitari, sono sempre a Mazara del Vallo appunto per registrare un altro ragazzo che è in cerca della sua anima gemella. Voi ve ne sarete accorti subito, ve lo presento subito, si chiama Giacomo e ha 36 anni. Ciao Giacomo. Ciao. Allora tu sei in cerca della tua anima gemella praticamente? Sì. Sei un cuore solitario? Un cuore solitario da più di 15 anni. Da più di 15 anni, ma ascoltami, come mai stai qui come il Titanic? Perché ti piace il film? La barca a me, mi piace il mare. Ti piace il mare? Sì. E quindi tu per passarti il tempo praticamente te ne stai su questa barca? Sì. Allora, ascolta, allora facciamo una cosa, io per intervistarti faccio il giro e salgo insieme alla barca con te. Vai. Ok, allora amici telespettatori venite con me. Intervistiamo naturalmente Giacomo che è un cuore solitario in cerca della sua anima gemella. È sicura? Sì, non è che cade questa barca, no? Ok. Perfetto. Allora state vedendo Giacomo. Allora Giacomo, abbiamo detto tu hai 36 anni, giusto? 36 anni. E tu praticamente sei in cerca di una ragazza di Ale. Una mia anima gemella, voglio La tua anima gemella. Una mia anima gemella. Che tipo di ragazza sei interessato? Qualsiasi, basta che non abbia malattie, non abbia... Soprattutto questo, giusto? Soprattutto quello. Perché partirsi giustamente con maltempo, uno che è abituato giustamente a stare sopra le barche come te, non è una buona cosa, giusto? Basta che non abbia malattie, sia una... Esatto, puoi guardare mentre i telespettatori che... Una bella ragazza deve essere, Esatto. se è possibile. Se non è possibile mi accontento lo stesso. Logico. Va bene, ascoltami Giacomo, parliamo dell'età. Da che età dobbiamo partire a cercare questa? Io ho 36 anni, da 25 andiamo fino a 45. Anche 45 per te? 45. Anche 50? Sì. Va bene lo 50 va stesso, lo stesso. Anche se è vecchiotto, giustamente. Non fa niente. Anzi, meglio, c'è più Anzi, esperienza. c'è più esperienza, sì. Va bene, tu praticamente a 15 anni che sei solo. Sì, Non hai mai avuto una ragazza? Io non ho avuto mai io ho avuto una ragazza da 15 anni che non ho una ragazza. Da 15 anni. E tu praticamente in 15 anni come hai fatto? Come ho fatto? Mi sono pazienza e mi sono Praticamente tu in 15 anni, giusto? Sì. Cioè, perché penso che le ragazze ti piacciono, giusto? Sì. In 15 anni come hai potuto resistere praticamente a stare senza ragazza? Beh, no, Allora, come dire, sono accontentato, mi sono... Accontentato come, scusa? Cioè, spiegaci com'è che puoi fare io a 15 anni a resistere senza una ragazza? Perché tu mi insegni, giustamente, le ragazze servono. A 15 anni io ho frequentato qualche ragazza, però sì. Non ho avuto mai una relazione fissa. Cioè, hai frequentato nel senso, cioè uscire magari, non so, la sera? Sì, l'ho frequentata qualche ragazza. Quindi come sfogo giustamente ti sei... Mi sono sfogato, però io cerco la mia anima gemella perché... Per sistemarti. Per mettere su famiglia. Vabbè, abbiamo detto l'età dai 25 fino ai 50. Ai 50. Ti piacciono le bionde, le brune? Qualsiasi. Basta che donne. Basta che donne. Perfetto. Dovrebbe lavorare questa ragazza? Se è possibile sì. Sì, perché tu non lavori? Perché io sono disoccupato. Esatto, adesso. quindi giustamente lavori. Che lavori? Che sia bionda, dai 25 fino ai 50 anni. No, che sia bionda. Che sia o bionda o mora o bruna non fa niente. Basta che femmina. Basta che femmina. Perfetto. Dovrebbe lavorare. Ascoltami Giacomo, tu sei motorizzato, c'hai una macchina, non so. Sì, sono la macchina. Quindi ti puoi spostare. Sì. Se ti viene qualche ragazza, non lo so, nelle zone limitrofe, anche Trapani, Marsala, tu praticamente ci puoi andare. Ah come? Basta che mi chiamano, io scappo via. Perfetto, Giacomo. Va bene, amici telespettatori, abbiamo conosciuto Giacomo, un ragazzo di Mazara del Vallo di 36 anni, attenzione, che è in cerca della sua anima gemella, la sua ragazza ideale. Per tutte quelle di voi che guardando Giacomo non è un cattivo ragazzo, quanto sei alto? 1,65. E 1,65 è alto, quanto pesi? Per adesso sopra il 95. Per adesso, però sei a dieta. Sì, sono a dieta. Per cui, amiche telespettatrici, si dovrà mettere a dieta, per cui diventerà praticamente un figurino. Un figurino, esatto. Per tutte quelle di voi che vorressero contattarlo e praticarlo, non possono fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giacomo è qui, ha bisogno di una ragazza al più presto perché anche per
per sentirsi meglio con se stesso. Per sentirmi meglio, sì. Soprattutto. Sì, sì, sì. Come passi il tempo nella giornata? Già. Il tempo della giornata io passeggio tutto il giorno, vado a trovare degli amici, vado a leggere il giornale in un bar, c'ho un cugino che mi vuole bene, sto la maggior parte del tempo con lui. Perfetto. Va bene, ripeto, amiche telespettatrici, per tutte quelle di voi che vorranno contattarlo, lo chiamano al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta. Stranamore siciliano. E vi saluta anche Stranamore siciliano. Giacomo. Ciao. Ciao ciao, salute telespettatori. Ciao. Oh yeah!